avanti. Grazie a Alessia per l'introduzione. Alessia ha parlato di responsabilità politica, responsabilità, però tutti sanno che io mi diverto, quindi più che responsabilità è un vero piacere, perché è un vero piacere lavorare in un progetto con così tanta gente dove ci divertiamo, c'è poco da fare, perché tutti ci guardano, non capisco come mai così tanta gente, centinaia e centinaia di persone lavorano gratis, sì, per un futuro migliore, perché sicuramente ci ritornerà tutto quanto questo lavoro che facciamo gratis, ma la ragione per cui lo facciamo con tanto entusiasmo, perché ci divertiamo, perché siamo una squadra che è stata in grado di mettersi assieme, dove la somma di tutti noi è maggiore della somma di ogni singolo. E questo grande lavoro di squadra l'abbiamo fatto proprio perché c'è un obiettivo talmente preciso che è più forte di ognuno di noi. Quindi non possiamo parlare proprio di responsabilità su uno così, è una gioia quasi che condividiamo tutti quanti. So che ci sono tante persone nuove questa serata e spero anche con le domande che ci sarà la possibilità di spiegare anche i dettagli, perché le domande sono numerosissime, le risposte altrettante, però questa è stata una giornata particolarmente importante, quindi era anche doveroso fare un salto e dare subito alle conclusioni di questa giornata. Una giornata dove è avvenuto un cambiamento, proprio una giornata storica, perché questa mattina io abito a Venezia e questa mattina Venezia tirava un'aria da capitale. Non eri più un capoluogo di regione, sentivi Venezia capitale. Poteva anche esserci l'acqua a 1,50 m, non ci fermava nessuno oggi, e abbiamo raggiunto tanto per dire, perché io capisco che come i media italiani cercano di seppellire queste notizie. Mia mamma mi chiama l'altro giorno e dice: scusa, mi dispiace, ho sentito le notizie della Catalogna, ma dai, non ti preoccupare. No, ho detto: come? 2/3 hanno votato a favore dell'indipendenza, cos'è che hai sentito? Cos'è che hai letto? Quindi sappiamo che è normale che i media italiani non vogliono dare spazio, oppure dire non si può, non è possibile, c'è scritto questo, c'è scritto quello, avete sentito gli altri relatori smontare queste tesi. Ricordiamoci però che non siamo soli, non c'è solo il nostro passaparola, le nostre serate, la nostra enorme determinazione. Il mondo ci sta guardando, perché come tutti hanno notato, perché chi sa leggere l'inglese ha visto, ma come mai la Repubblica scrive così sulla Catalogna e il Financial Times scrive colà? Questo sta succedendo lo stesso riguardo alla situazione veneta. Qua silenzio di tomba, cioè un silenzio assordante. La stampa italiana internazionale continua a scriverne. Anzi, vi anticipo, ieri mi ha chiamato, senza elencare tutti i giornali, la televisione russa, il Sunday Times, i cinesi, gli americani, i venezuelani, insomma la trentina, quarantina di paesi che hanno ricordato questo. Vi annuncio dato che siamo nel Vicentino, che ieri mi ha chiamato il Financial Times, il Los Angeles Times, che era interessato agli avvenimenti di oggi. Ha detto: quindi volevano venire da Los Angeles per scrivere una storia su questa cosa, e mi ha chiesto qual è il momento migliore per venire. Io gli ho detto: questa sera all'Hotel Pigalle, perché questa è la giornata storica. Mi hanno detto che purtroppo, non so, i fusi orari, gli aerei intercontinentali non ce la facevano, però martedì prossimo, cos'è, il 4 dicembre, facciamo un'altra serata a Bassano, che è qua vicino, e quindi verranno dei giornalisti del Los Angeles Times
per vedere cosa sta succedendo qua in Veneto. Quindi è anche un invito a partecipare o portare altra gente, dato che qua siamo nell'Alto Vicentino, che non è che facciamo questa serata dopo non ci vedete più. Siamo il 4 dicembre, siamo a Bassano, il 5 dicembre siamo a Sandrigo e così via. Quindi ci sono altre serate, ci sono i volantini, ci sarà la stampa internazionale. Per questo grande evento, per questo grandissimo cambiamento. Perché quello che è avvenuto oggi, tanti si domandano appunto questa storia dell'autodeterminazione e indipendenza quando si andrà a votare. Oggi, come è stato detto, per la prima volta i nostri rappresentanti istituzionali del Veneto, seduti a Venezia, hanno preso una decisione politica di bypassare Roma. Basta Roma, sul serio, cioè basta, guardano direttamente al diritto internazionale, guardano direttamente all'Europa e al mondo per avere un monitoraggio, per un referendum sull'indipendenza del Veneto. Roma non ci serve più, non siamo più una minoranza di sudditi in uno Stato di 60 milioni di abitanti, siamo un popolo di 5 milioni di abitanti che ha il sacrosanto diritto di decidere cosa fare. Ora le domande ci saranno sicuramente, ma perché non il federalismo, l'autonomia e così, e quindi potremo spiegare perché quelli sono percorsi impossibili che passano per Roma. La cosa importante è che la strada dell'autodeterminazione è stata imboccata ufficialmente con il supporto delle nostre istituzioni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, vi anticipo già che Zaia ci aveva già invitato a partecipare a questo tavolo tecnico giuridico per definire l'iter per arrivare al referendum, per fare un provvedimento della giunta regionale per indire il referendum consultivo regionale sull'indipendenza del Veneto. Quindi quanto ci vorrà? Settimane volendo, cioè noi probabilmente ci mettiamo molto poco, però ci saranno altri giuristi a questo tavolo, quindi magari parliamo di qualche mese. Nel frattempo è importantissimo, avete sentito la lettera letta dalla Mara Bizzotto, quindi c'è anche un lavoro fatto a Bruxelles a livello della comunità internazionale per avere un monitoraggio internazionale, perché è inutile che noi facciamo un referendum, l'80% vota sì e non c'è un riconoscimento internazionale di quello. Stiamo lavorando su quello ed è fondamentale dare il nostro supporto popolare a queste azioni in Europa e per quello stiamo raccogliendo queste firme. Per quello stiamo raccogliendo 30.000 firme che a Natale presenteremo al Parlamento europeo. Questo è fondamentale perché non possiamo mandare un europarlamentare o 3-4 consiglieri regionali a dire ma noi vogliamo l'indipendenza. Dobbiamo far sentire che c'è il popolo dietro questa scelta, perché è solo così che adesso ci possono essere tutte le leggi, tutti i trattati internazionali, ma alla fine ci può essere la storia che dice che noi siamo un popolo, ma alla fine non è la storia che dice siamo un popolo, dobbiamo dimostrarlo lavorando come una squadra, come una grande squadra non di decine o di centinaia di attivisti di indipendenza veneta, ma di milioni di veneti, perché è possibile votare in un referendum per l'indipendenza del Veneto questa primavera veneta del 2013. Sarà possibile votare, esprimersi come popolo per avere la nuova Repubblica Veneta. Grazie.